Per il 2 novembre non sono mai mancati questi. Le ossa dei morti o morticelli, come li chiamiamo a casa mia, detti anche scardellini. Sono biscotti tipici della tradizione siciliana e si gustano il giorno della commemorazione dei defunti. Mamma li comprava tutti gli anni, puntualmente, ne andava pazza. Questa volta però io ho voluto prepararli in casa. Realizzare questa ricetta per me è una piccola sfida, ma anche una promessa che ho fatto ad un amico. È stato lui a darmi dosi e procedimento. Il procedimento è proprio una chicca perché oggi quasi nessuno prepara questi dolcetti così. C'è un minimo di difficoltà che tra poco vedremo insieme, quindi è una scommessa, vediamo, però sono curiosa di provare e di mostrarvi qual era il procedimento che si faceva in passato, quindi quello più autentico e originale che ci permette di ottenere anche un risultato eccellente. Ma vediamo gli ingredienti che in realtà sono davvero pochi. Zucchero semolato, farina, acqua e poi l'aroma che è inconfondibile e caratterizza questi dolci. Senza di lui non si possono fare. Chiodi di garofano macinati. Metto in pentola innanzitutto l'acqua e verso lo zucchero. Fiamma moderata. Aspettiamo semplicemente che lo zucchero si sciolga e che questo sciroppo giunga lievemente a bollore. Allora, si sta scaldando, aspettiamo che sciogliendo lo zucchero otteniamo uno sciroppo anche trasparente. Nel frattempo vedete che ho inserito un elemento che non avete mai visto nella mia cucina, questa lastra di marmo che è indispensabile per procedere tra poco, lo vedrete. Non possiamo fare questo tipo di lavorazione senza marmo. Aggiungiamo i chiodi di garofano in polvere e aggiungiamo a questo punto anche la farina. E ora una bella mescolata. Facciamo assorbire bene la farina. Io vi consiglio di non mettere subito tutta la farina quando magari è la prima volta o la seconda volta che li preparate e non avete la giusta manualità e anche la velocità necessaria per finire piuttosto in fretta, perché un composto leggermente più morbido, quindi con meno farina, magari riusciamo a gestirlo meglio. La particolarità della lavorazione che adesso vedrete sta nel fatto che questo impasto lo dobbiamo lavorare mentre è ancora caldo, non bollente ma comunque caldo. E adesso capite perché è necessario lavorare sul marmo. Preleviamo un paio di cucchiai di composto che è ancora caldo e anche abbastanza appiccicoso. Utilizzando il dorso di un cucchiaio di legno, cominciamo a spalmarlo, a premere sul composto così da lisciarlo e iniziamo quindi a lavorarlo. A dire il vero, sarebbe molto meglio lavorare su un tavolo di marmo, quindi con uno spazio maggiore, un cucchiaio molto più grande, insomma in condizioni diverse, ma nella cucina di casa dobbiamo arrangiarci. Faccio dei movimenti circolari e continuo così per un paio di minuti. Adesso mi aiuto con un raschietto, sollevo la pasta e la giro dall'altro lato, spalmandola ancora sul marmo. Lavoro nuovamente. Quando capiamo che possiamo fermarci, quando cambia il suono che il cucchiaio fa passando sulla pasta, ma soprattutto quando questa non si attacca più al cucchiaio stesso, che quindi resta quasi pulito, scivolando su di essa. E a questo punto la raccogliamo nuovamente con il raschietto e velocemente la lavoriamo con le mani per formare un salsicciotto. Avendo usato meno farina all'inizio, potrebbe essere necessario utilizzarne una piccolissima quantità adesso per non far appiccicare la pasta al piano di lavoro. Se l'impasto è ancora caldo tende ad appiattirsi, ma noi lo rincalziamo e adesso passiamo i rebbi di una forchetta per rigare la superficie come da tradizione. Ora non resta che tagliare in tante piccole porzioni, facciamo un taglio diagonale per dare proprio la forma tipica ai nostri scardellini. Utilizziamo un coltello alla liscia. Man mano posizioni i dolcetti su un foglio di carta forno. E bisogna continuare così fino ad esaurire la pasta più in fretta possibile perché tenderà ad asciugarsi. Lasciamo asciugare i dolci a temperatura ambiente per almeno 24 ore. In realtà potrebbe volerci anche più tempo. Domani vi farò vedere perché.
Sono trascorse 24 ore circa e notiamo dei cambiamenti che vi mostro subito. I nostri scardellini in superficie si sono del tutto asciugati, ma girandoli notiamo qualcosa. Guardate alla base come sono diventati. Notiamo subito una differenza di colore, perché qui c'è un alone di umidità. Questo ci indica che sono pronti per la seconda cottura. Questo quadratino deve essere in realtà però circondato da un bordo più chiaro, più asciutto, quindi solo più o meno al centro dobbiamo notare che c'è ancora dell'umidità e una consistenza leggermente più morbida rispetto a tutto il resto. Quando noi vediamo questa situazione vuol dire che siamo pronti per procedere con la cottura in forno. Verifichiamo che sia così per tutti i nostri biscotti. Vedete? Adesso non ci resta che sistemarli su una teglia. Durante la cottura avverrà una sorta di magia, quindi è necessario che gli scardellini vengano posizionati con una certa distanza. Il forno è già caldo, mettiamo in cottura. Non vi nascondo che sono felice come una bambina, ma intanto perché non era così scontato riuscire nell'intento e portare a termine la ricetta. Non tutti riescono, anche se sicuramente posso notevolmente migliorare, non sono perfettissimi, ma mi accontento per essere la prima volta. E poi sono contenta perché a questi dolci ci sono affezionata, semplicemente per il motivo che mamma, nonna Carmela, li acquistava immancabilmente tutti gli anni. A lei piacevano tantissimo, sono molto zuccherini, molto dolci, quindi ne mangiavamo davvero pochi, però come la tradizione vuole non potevano certamente mancare. Adesso devono raffreddare, se li tocchiamo subito li roviniamo, quindi ancora un po' di pazienza, li lasciamo riposare e poi vediamo meglio come sono venuti, ma soprattutto li assaggio insieme a voi. Beh, avete visto adesso qual è la magia? Sembrerebbero due composti diversi. Per chi non sa il procedimento, in effetti si può proprio pensare che la parte bianca e quella più scura siano due composti diversi messi insieme. Invece la magia è proprio che il nostro dolcetto si è svuotato con il calore durante la cottura e lo zucchero è fuoriuscito da sotto e si è un po' caramellizzato e quindi ha assunto questa colorazione più scura. I nostri scardellini si presentano così, vi faccio vedere che sono ancora morbidi, per chi li preferisce in questa consistenza, tra qualche giorno diventeranno molto duri. Vi faccio vedere anche che dentro si sono svuotati. Quindi questa parte bianca è davvero golosa, molto sfiziosa perché è leggermente croccante. Mi piacciono davvero tanto, ma mi piace ancora di più l'idea di portare avanti le nostre tradizioni. Provateci anche voi e mi raccomando fatemi sapere, per qualsiasi dubbio scrivete nei commenti e spero di riuscire ad aiutarvi con tanto piacere. Raccontatemi anche qual è la vostra tradizione per il giorno dei morti. Un abbraccio a tutti, ciao da Valentina!